Bentrovati amici, oggi parleremo di crisi di coppia, di crisi familiari, purtroppo una situazione molto comune e diffusa che viene percepita ovviamente come un fallimento della relazione tra due coniugi. Ma come di consueto noi facciamo, diamo sempre uno sguardo diverso alle cose e abbiamo intitolato questa trasmissione Benedetta Crisi. Bentrovato Don Salvo Bucolo. Perché abbiamo intitolato questa trasmissione Benedetta Crisi? La crisi può essere benedetta? Allora, faccio una premessa che potrebbe stupire. In genere si pensa che la crisi sia qualcosa che potrebbe succedere a qualche coppia, anche se oggi è comune. A me piace affermare innanzitutto che la crisi è un elemento costitutivo di una relazione di coppia. Detto in altre parole, non esiste una sola coppia in cui non si trova a vivere i loro momenti di crisi. Che significa questo? Il fatto che io dico benedetta crisi non intendo che sì, la coppia va in crisi e quindi si trova a separarsi, a finire la loro relazione. Benedetta crisi perché se tutte le coppie hanno delle crisi, forse allora bisogna offrire gli strumenti perché la coppia possa saper affrontare questo momento di crisi, anche perché un'immagine che mi piace molto dire, forse l'avrò detto altre volte, in genere quando una coppia vive una relazione quasi di pace, che poi è una stasi, come due binari di un treno, sì, sono l'uno accanto all'altro, camminano insieme, ma di fatto non si incontrano mai. Quindi quella crisi è il momento in cui la coppia prende consapevolezza che forse non ci stiamo incontrando, forse non stiamo vivendo insieme. Ecco perché dico benedetta crisi, diventa un momento straordinario in cui la coppia si rende conto che forse la relazione non è una relazione vera, ma è una relazione di uno accanto all'altro senza mai incontrarsi. Sembra tutto facile a parole, ma non è così semplice quando ci sono delle rotture importanti. Esatto. E per questo è chiaro, una coppia non può affrontare da sola il momento di crisi, né possono chiedere magari, che so, agli amici, ai colleghi di lavoro o peggio ancora ai genitori. Attenzione, non sto dicendo che nessuno può aiutare la coppia in crisi, ma ci vogliono delle competenze. Ci vogliono delle persone che realmente, concretamente sanno affrontare la crisi. Per questo io in tal senso ho pensato opportuno invitare i carissimi Vito e Veronica, i quali non solo hanno vissuto sulla loro pelle la loro crisi, che a breve ci racconteranno, ma hanno affrontato la loro crisi tramite una realtà che è diffusa in Italia almeno 20 anni, ma è nata in altri posti, che si chiama Retrouvaille, e francese significa ritrovarsi. Cosa fa questa associazione? Non fa nient'altro che aiutare le coppie ad affrontare questa crisi, ma la cosa straordinaria, uno potrebbe pensare, ok, ci saranno degli specialisti, ci saranno, non so, dei consulenti familiari, dei psicologi, niente tutto questo. Chi porta avanti questo movimento, in questo caso sono Vito e Veronica, che hanno vissuto la crisi, hanno affrontato la loro crisi, Retrouvaille per loro è stata una benedizione, adesso loro si sono scommessi con Retrouvaille per aiutare altre coppie, tant'è vero che loro in questo momento sono i referenti regionali dell'associazione Retrouvaille in Sicilia. Bene, passo allora, subito la parola. bentrovati Vito e Veronica, raccontateci un po' la vostra storia, cosa è accaduto? Vi siete sposati tanti anni fa? Siamo Vito e Veronica, siamo sposati 16 anni fa, abbiamo 3 figli. Noi abbiamo vissuto la giovinezza, i primi anni della nostra vita all'interno dell'oratorio salesiano, dove abbiamo fatto tante, siamo messi a disposizione per fare gli animatori, fare tanti percorsi anche spirituali, e avevamo un mondo, diciamo, tra virgolette, protetto. Poi ci siamo sposati e man mano le difficoltà giornaliere ci hanno portato a metterci davanti a tutte le situazioni quotidiane. Infatti in un primo momento ci siamo allontanati solamente
fisicamente, poi ci siamo allontanati anche con il cuore. La nostra, diciamo, realtà protetta nella realtà quotidiana ci allontana. Sembrava tutto scontato perché avevate vissuto insieme tanti momenti belli, felici all'interno dei Salesiani, che sappiamo che è un ambiente molto accogliente, dove si fanno tante attività, insomma sembrava tutto liscio. In realtà poi la quotidianità vi pone davanti a tanti problemi. E quindi arrivato a un certo punto, piano piano vi siete accorti che vi eravate allontanati. E perché? E cos'è accaduto? Qual è stato il momento di frattura? Chi lo dice? Lo dice Vito o lo racconta Veronica? Allora, diciamo che chiaramente quando una vive un momento di crisi non se ne accorge. Quindi la crisi poi scoppia quando chiaramente c'è un momento dirompente, no? Un fattore scatenante. Il fattore scatenante è stato che, diciamo, questo allontanamento si è concretizzato in un momento di tradimento di Vito, per cui quando io ho scoperto diciamo, l'adulterio di Vito, chiaramente la crisi è scoppiata in tutta la sua potenza, e quindi ci siamo separati per qualche mese con grande sofferenza nostra e dei nostri figli, perché chiaramente quando vivi una crisi vivi l'ambivalenza di sentirti tanto arrabbiato, di sentirti sofferente, ma essendo anche genitore ti senti la responsabilità di dover proteggere in qualche modo certo, i decidere figli. di separarsi non lo si fa mai a cuor leggero, però in quel momento c'è la rabbia, c'è la delusione, sì, ci c'è si la sente sofferenza. appunto traditi. Vito, appena sua moglie ha detto io con te non ci sto più perché insomma ho scoperto che non sei fedele, come l'ha presa? Era diventata nera. È stato veramente brutto e per me è stato come avere una botta sulle spalle. È stato sì, è vero che ha scoperto la crisi, ma è stato anche per me il risveglio. Di capire, stai lontano da casa e mettimi veramente a contatto con me stesso e dire cosa devo fare della mia vita e cosa voglio della mia vita. Perché per lei, in quel momento, per lei era tutto tranquillo, cioè stava conducendo le due storie in maniera parallela. Sì, aveva sì, trovato ero presente a casa, facevo le faccende. Una sorta di equilibrio, una doppia vita. Proprio in pieno. Ecco, la regia ci sta mandando i vostri momenti felici, ma qui invece siamo al momento invece proprio della rottura totale. Quindi lei era tranquillo, dice conduco questa vita con due donne, la moglie e l'amante. Anche se in fondo un minimo di domande te le facevi quando tornavi a casa, vedevi i tuoi figli, l'abbraccio dei tuoi figli, che è la cosa più bella al mondo, ma anche andare a letto la sera con mia moglie, con Veronica, certe volte domande, ma non riuscivo ad andare in profondità oltre a quello che stavo vivendo. Poi quando mi ho giustamente allontanato da casa e vedere i miei figli piangere, vedere anche lei nella crisi più totale, ho iniziato a fermarmi a domandarmi cosa volevo dalla mia vita. Ma sto facendo la cosa giusta? È stato un colpo al cuore, immagino, no? Molto Perché di più. Probabilmente ha capito che la relazione era molto profonda, molto seria con la moglie e quindi stava buttando alle ortiche qualcosa di prezioso. Sì, stavo rovinando tutto quello che avevo costruito piano piano con fatica negli anni, invece poi negli ultimi anni invece se ne stava andando senza accorgermene. Cos'è che scatena una crisi di coppia? In questo caso cos'è che c'è stato questo allontanamento? Ecco, prima fisico, poi anche di cuore, come dite voi. Ecco, quali sono gli elementi che portano una coppia a separarsi? In questo caso abbiamo detto il tradimento, però al tradimento si arriva perché il tradimento è come dire, è la punta dell'iceberg, no? È una punta di un iceberg, è un sintomo, sì. Ma alla base c'è già qualcosa che non va. Noi, diciamo, lavorando su questa cosa adesso e rianalizzando la situazione ci siamo resi conto che sicuramente avevamo perso il dialogo. Il dialogo è alla base di una relazione e ti aiuta a curarla, per cui nel momento in cui non si riesce più a comunicare quello che si sente, i propri sentimenti, le proprie esigenze, i propri bisogni che ognuno di noi ha, chiaramente ci si allontana. Poi in tutto questo chiaramente si intreccia la quotidianità che può diventare pesante con dei ritmi sostenuti. Voi avete 3 figli, abbiamo quindi... 3 figli e quindi i ritmi sono assolutamente immagino sostenuti. Che anche il fatto che sua moglie doveva badare molto a questi figli, forse anche questo è stato
un motivo che lei si è forse sentito un po' in disparte? Può anche essere questo? Anche, però vedere improvvisamente quel sorriso di Veronica, che io ce l'ho sempre impresso il giorno del suo matrimonio, io quel sorriso fenomenale che lei ha sempre felice. avuto, si è spento improvvisamente per colpa mia, e quindi è stato veramente duro vederla spegnere così improvvisamente per causa mia. Bellissima questa affermazione di Vito, cioè stava conducendo la sua vita parallela con due donne, la moglie e l'altra donna, poi all'improvviso vede spegnersi il sorriso di Veronica e Veronica che gli dice: guarda, così non può più andare, tu adesso vai via di casa perché io non posso vivere nella menzogna, in questo clima quasi di farsa a quel punto, no? Perché tutto, non c'è alcuna verità, un bucolo, non si può vivere. Però molte coppie lo fanno, che fanno finta di niente. Alcune donne decidono anche questa strada. Sì, questo è anche vero. Ci sono a volte delle coppie che per il bene dei figli, ad esempio, dici no, meglio continuiamo, facciamo finta di niente, cerchiamo di nascondere la nostra problematica, quando in realtà quando c'è una crisi, la crisi è un momento di verità. E mi stupisce la loro storia perché di fatto loro due hanno un cammino di fede cristiana, si sono conosciuti all'interno dell'oratorio dei Salesiani, sono stati animatori, per cui uno giustamente dice: ma come, proprio loro? Proprio loro che è una vita che si conoscono? Proprio loro che sono cresciuti in un ambiente, possiamo dire, protetto, sano cristiano? Questo ci mostra la complessità della relazione di coppia. Il fatto che probabilmente è mancato a loro l'arte della relazione della coppia, il prendere per scontato che Veronica mi ama, che Vito tiene a me, il prendere per ovvio che le cose devono andare come devono andare. Quando si prende per ovvio, poi in realtà ovvio non è, a tal punto che è bellissimo, e questo secondo me è stato una benedizione per Vito, il non vedere più il sorriso di Veronica. Ha saputo leggere in quel non sorriso un momento di luce grande, ed è da lì poi si parte a quel dire: ma cosa sto facendo? Ecco per cui l'invito che io rivolgo a tutte le coppie in crisi: sappiate leggere i sintomi. I sintomi non sono i problemi, però i sintomi diventano la via, la strada per capire che dietro c'è un problema profondo che va affrontato. Però un uomo che si accorge che il sorriso della moglie si è spento, già io lo interpreto come un altro sintomo, un sintomo di grande amore nei confronti di quella donna e di non egoismo. Esatto, anche questo, Quindi, esatto, perché ci tiene. Amare significa tenere alla gioia, alla felicità della persona accanto. Dice: leggete i sintomi, ma già questo, quello che ci sta testimoniando Vito, è segno di un grande amore nei confronti della moglie, che per un attimo aveva smarrito, non si era più reso conto di amare. Bene, ci fermiamo per qualche istante e continuiamo a parlare con Vito e Veronica e ci faremo raccontare come poi sono riusciti a tornare insieme. Aspettateci. Stiamo raccontando la storia di Vito e Veronica, una coppia di coniugi che si sono tanto amati, che poi hanno avuto un momento di crisi, di allontanamento, e che poi però Vito, che era la causa di questa rottura, è tornato sui suoi passi. Vito, come è tornato sui suoi passi? Perché intanto ha visto spegnersi il sorriso sul volto di sua moglie nel momento in cui appunto c'è stata la rivelazione, diciamo, di quello che era accaduto. E poi? Immagino non sia stato semplice tornare a casa. Assolutamente no, anche perché poi ci sono tanti amici e vicini che cercavano di dare sempre consigli, ognuno per la sua parte, ma mai nessuno riusciva a comprenderci bene. Tanto è vero che poi mi sono messo a cercare un cammino per cercare di ritrovarsi. Cercando su internet sono riuscito a ritrovare l'associazione Retrovile, perciò mi sono iniziato a chiamare il centralino, il numero del centralino più volte, fino a quando poi ho convinto Veronica a iscriversi anche lei, mandando dei video, perché sul sito ci sono anche delle testimonianze di coppie in crisi che dopo il percorso sono riusciti a ritrovarsi. Quindi mandavo
a Veronica tutti questi video in modo tale da incoraggiarla a iscriversi. Perché il momento della rottura io credo che sia stato veramente per lei un momento di grande verità, perché tanti uomini uno può pensare, beh, si sente liberato, la moglie lo ha cacciato via di casa, adesso si fa la sua bella vita con un'altra persona, eccetera. Invece per lei è stato un momento di presa di coscienza e quindi ha cercato di recuperare quello che aveva perso. Sì. Veronica, lei riceveva questi video e che succedeva? Io Picche. ricevevo questi video e vedevo, da un lato mi sentivo arrabbiata, però mi aiutavano a coltivare la speranza. Per cui poi ho ceduto e siamo andati al weekend di Retrovail e lì ci siamo sentiti veramente nel posto giusto, perché vedevamo tante altre coppie che soffrivano come noi e soprattutto poi abbiamo sentito le testimonianze delle altre coppie, perché la forza di Retrovail secondo me è che è un rapporto di coppia alla pari, per cui ci sono altre coppie che raccontano la loro testimonianza di sofferenza, quindi di crisi, ma poi di rinascita. E qui mi rilaccio un po' al tema del giorno, per cui anche noi abbiamo visto nella nostra crisi una benedizione, un'opportunità. La crisi l'abbiamo vissuta come un'opportunità di fermarci e interrogarci innanzitutto su noi stessi, quindi sulle responsabilità che entrambi avevamo comunque in questa crisi, e su come l'avevamo alimentata anche in maniera inconsapevole e su quello che potevamo fare, quindi cercando in qualche modo di mettere un punto al passato. Il passato fa sempre parte di noi, quindi non lo cancelliamo, però cerchiamo di lavorarci per integrarlo nella nostra storia e per cercare di vivere nella verità per il futuro. Quindi oggi abbiamo una consapevolezza delle nostre fragilità che ci sono, ma anche delle nostre forze e quindi da lì abbiamo cercato di ripartire, quindi abbiamo fatto tutto il percorso che prevede prima un weekend e poi dei 12 incontri a cadenza settimanale su cui si lavora su se stessi e sulla relazione di coppia, su quelle che possono essere le componenti sane di una relazione su cui bisogna lavorare ogni giorno. Quindi se oggi posso dire abbiamo acquistato delle consapevolezze, questa è sicuramente quella più forte, cioè che la relazione non va data per scontata, ma è qualcosa che va coltivata, che va alimentata, perché altrimenti ricadiamo, va curata. E adesso il vostro matrimonio è più bello, più profondo, il vostro legame rispetto a prima? È cresciuto? Assolutamente sì. E quando dicevate le colpe non sono mai di una sola persona, ecco, se Veronica, che sarebbe la vittima, no, di questa, ecco, in realtà lei che tipo di colpe, tra virgolette, si può attribuire? Ma io sicuramente mi attribuisco la responsabilità di non aver saputo ascoltare Vito, di non aver saputo leggere i suoi bisogni, i suoi desideri, di aver dato troppe cose per scontate, di non aver cercato del tempo per noi, di essere distratta magari dalla quotidianità, dall'organizzazione della casa, del lavoro, dei tempi dei figli e quindi in realtà di essere stata superficiale, anche involontariamente, inconsapevolmente, su quelle che erano le esigenze e i bisogni di Vito. Credo, Don Bucolo, che la storia di Vito e Veronica veramente sia da esempio e esatto. sia quasi, come dire, che la si può... Mi piace quanto poco fa ha detto Veronica, ma anche Vito. Ora, non illudiamoci che, ok, si affronta la crisi di coppia, l'abbiamo risolto e siamo tranquilli. No, loro infatti parlano di consapevolezza. È chiaro che Veronica sarà sempre Veronica e Vito sarà sempre Vito, ci avranno le loro caratteristiche, le loro fragilità, le loro vulnerabilità, come le abbiamo tutti. Il punto è che sanno che dinanzi a queste vulnerabilità ci si può interagire o in modo infantile, egoistico, egocentrico, oppure in modo maturo adulto, capendo che io amo la persona così com'è nella sua realtà. Ecco perché si ha sempre bisogno di camminare, di prendere cura della loro relazione di coppia. Questo significa che quando Vito e Veronica stanno vivendo non serve solo a loro, ma a tutte le coppie, anche chi magari
non si troverà a fare retrovile, ok, non per forza tutti dobbiamo fare retrovile, non per forza tutti dobbiamo avere una storia come loro, ma tutti siamo chiamati a curare le relazioni di coppie ed avere questa consapevolezza. Quindi loro diventano il paradigma, l'emblema che essere coppia è una conquista che sono chiamati a fare ogni giorno, tutti i santi giorni, a riconquistare, a risorgere, a ravvivare la loro relazione di coppia. Ma hanno avuto anche tanto coraggio, io dico, perché hanno avuto il coraggio di non solo mettersi in discussione, ma appunto di fare un lavoro anche su loro stessi, non solo come coppia, di capire chi sono io Veronica, Esatto. chi sono io Vito, cosa voglio, cosa no. Ecco, e poi tutto questo viene ricondotto ovviamente anche a un percorso di fede che indubbiamente loro avevano già iniziato da ragazzini. Esatto. Mi viene in mente anche un'altra domanda. Alcune persone però ricorrono a degli psicologi, a delle terapie di coppia. In questo caso Retrovile non è questo. Allora, Quindi mi piace... si vuole sostituire o è qualcosa che può affiancare anche a una terapia di coppia? Allora, è bene dire innanzitutto che Retrovile non è soltanto per le coppie cristiane. Quindi anche persone sposate civilmente, o magari persone conviventi ma una convivenza da 20-30 anni, o anzi coppie di nuova unione, quindi non sacramentale, Retrovile è anche per loro, quindi non è ai principi cristiani, chiaramente, perché noi crediamo che Gesù Cristo, i principi cristiani sono sorgente perché una coppia possa risorgere, perché tutto ciò che è cristiano è fortemente umano e tutto ciò che è fortemente umano è cristiano. Noi purtroppo tendiamo a separare il cristiano dall'umano quando in realtà Cristo rivela l'uomo all'uomo. Chiaramente il loro cammino non esclude anche l'aiuto competente dei psicologi, cioè non è che c'è un out-out, come anche l'accompagnamento anche di un sacerdote, l'accompagnamento anche di uno che fa mediazione familiare, che si occupa a preservare i figli quando la relazione di coppia è in conflitto. Quindi il Retrovile non è una strada che esclude l'altra, ma un suo proprium, ha una sua specificità che propone, che è unica nella sua proposta. Accanto ci sono altre proposte di cui la coppia ha sempre bisogno. Quindi questo è importante da sottolineare. Retrovile non è solo per coppie sposate in chiesa, Esatto. ma per qualunque tipo di unione e di persone che sono entrate in crisi. Esattamente. Quando accogliete una coppia che in quel momento sta vivendo un momento di difficoltà, di dolore, di sofferenza, di delusione, di amarezza, ecco, voi cosa dite? Noi chiaramente non abbiamo parole magiche, semplicemente cerchiamo di accompagnarle portando la nostra esperienza. Questa è appunto la forza di Retrovile, perché cerchiamo di essere testimoni, non maestri. Questo per noi è molto importante, perché ci sentiamo comunque ancora sempre in cammino, però portiamo un barlume di speranza, quindi diciamo: guarda, noi siamo dei feriti, siamo delle coppie ferite che per oggi si sentono in qualche modo guarite, quindi portare questo dà una grande speranza a una coppia che vive un momento di sofferenza. Don Bucolo, però già chi arriva a Retrovile significa che ha questa voglia di superare la crisi, mentre ci sono coppie che proprio si allontanano e non basta. farei, perché la situazione è molto complessa. A volte mi capita, e forse loro hanno esperienza, di coppie che vanno contro la loro volontà. Io in genere non forzo, perché forzare è peggio, devono essere loro liberamente, e questo è chiaro, mai fare una cosa perché non te la senti, non è arrivato il momento, quindi lì bisogna magari saper aspettare a pregare. Però qualora da parte loro c'è questa disponibilità, nel senso proviamo, magari dicono vabbè, tanto alla fine non cambia nulla, ormai quello che è successo è successo, però il fatto che io dico ma alla fine cos'hai da perdere? Prova, tranquillo, alla fine, nessun problema. E in realtà quella prova diventa una benedizione, perché poi lì io dico: il Signore sa fare il suo lavoro.
il Signore poi rende nuove tutte le cose, perché è chiaro l'impatto di una coppia in crisi, che vede coppie in crisi come loro, quindi questo rapporto simmetrico, questo rapporto paritario per me è una carta vincente, quindi vedere coppie come loro che però sono riuscite a rialzarsi, storie magari peggio della loro, questo li interroga, li mette in discussione. Per cui dico, se ce l'hanno fatto loro, perché non potreste farcela anche voi? Poi chiaro, ognuno ha una sua storia, però quello di non aspettare, cioè io li incoraggio ma li lascio liberi, questo sì, questo sì. In chiusura, una frase da lasciare ai nostri telespettatori, una di Veronica e un'altra di Vito, cosa volete dire? Cosa possiamo dire? Io mi sento di dire di non perdere la speranza, perché la via d'uscita c'è, con impegno, con fatica, perché ci sono, è possibile, quindi chiediamo aiuto, perché molto spesso la coppia in crisi poi è sola e invece guardarsi intorno e chiedere aiuto spesso può essere la chiave vincente. E poi una buona dose di amore e di perdono. Assolutamente. Vito, Io dico, mi lascio che sì, è vero, nel momento della crisi è tutto nero, però c'è quella piccola luce che il Signore ce la lascia accesa, e quindi agganciamoci a quella luce e, come dice Veronica, affidiamoci alle persone di chiedere aiuto. quindi chiedere aiuto sempre. Don Bucolo? Io mi rifaccio al titolo: qualunque crisi è sempre una benedizione se saputa accogliere e letta con i giusti parametri. Quindi la crisi è veramente un momento di verità e di risvolta della coppia, però con retroville, con testimonianze così, tutto questo diventa reale, possibile, non rimane solo tipo una poesia, una frase nel bacetto Perugina. È possibile che la crisi sia una benedizione. E qui abbiamo avuto proprio una testimonianza grandissima. Grazie Don Bucolo, grazie Vito, grazie Veronica. Grazie tantissimo alla regia che ha consentito e ci ha assistito fino a questo momento, e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.